Cari amici, amici di TVBN, buongiorno. Oggi mi trovo a Custon City. Custon City è Custonaci, battezzata così da una persona che ha portato proprio in questa cittadina il western, ma il western alla siciliana. Lui prende il nome di Vito Colomba. Io in questo momento mi trovo presso la sua abitazione. Ecco, scopriremo la storia di Vito Colomba, come nasce la sua passione per il western. E allora io voglio ritornare quando avevo 13 anni e mio papà mi diceva che c'è a Custonaci, io non lo sapevo, una sala di proiezione che facevano vedere film mitologici, Eccole, Magiste, Sansone, e io ci sono andato e da lì ho cominciato a vedere entusiasmato e capire come si svolgevano queste cose, come si facevano. Poi a lungo andare arriva una pellicola per un pugno di dollari Sergio Leone. E da lì le musiche, anzi facciamo il grande musicista che è scomparso, un omaggio a Ennio Morricone. Le musiche di quel film sembravano i cavalli come correvano, che fossero i cavalli che facevano le musiche. E allora ero scettico di queste cose e alla fine esco dal cinema, guardo nel tabellone, c'era scritto Via Nomentana, Elio Film, a parte che il film è stato girato un po' in Spagna, un po' in Sardegna, un po' a Roma, qualche cosa anche in America, e da lì comincio ad avere quasi 18 anni e scappo per Roma. E scappo per Roma perché avevo questa fantasia di capire e scoprire come si faceva un film. Rimango là, nel contesto andavo e venivo circa 3 anni e mezzo, 4 anni, e ho avuto un grande onore perché c'erano delle persone che mi condividevano, gente che mi dicevano che somiglia a John Wayne, entusiasmate di me perché ho avuto il coraggio da Trapani andare a Roma così senza che nessuno mi aveva chiamato, senza che non sapevo dove andavo. E comunque rimango là. Poi mi sono affettato un alberghetto in via Montalbani a Roma, per cui la padrona era una siciliana e avevo già preso degli appuntamenti, degli impegni, e ho lavorato tanto. Ho lavorato alla Elio Film, ho lavorato alla DR Ingolf, ho lavorato a Cinecittà, ho lavorato dove Modugno ha girato Piange e Telefono, quasi tutti gli stabilimenti di Roma, e tutti mi volevano bene perché io ero molto energico, molto giovane, infatti poi mi hanno fatto iscrivere al Ministero dello Spettacolo come generico agopada, che io ero bravissimo. Poi andando più avanti, nel frattempo io ero molto giovane, ancora non ero sposato, ma poi nel 1978 mi sposo, avevo 27 anni e mi sono messo a lavorare alle cave, anche perché mio papà si ammalò e non ho avuto più la possibilità di tornare a Roma. Ma avevo sempre quella voglia, quell'ansia, a volte mi venivano le lacrime quando sentivo parlare di qualche... facevano interviste agli attori, facevano premiazioni agli attori, premi Oscar, insomma io vibravo, mi emozionavo e mi venivano le lacrime perché non avevo la possibilità di tornare più a Roma. Comunque poi nel 1984 ero già sposato, già avevo bambini. Una storia sperata nel mio paese che si chiamava Malopasso, che io ho vissuto lì durante le scuole, si chiamava Sperone di Malopasso. Durante le due guerre giustamente c'era molta fame allora, e con questa fantasia di questo Malopasso è venuta l'aspirazione di dire 4 ore a Malopasso, e da lì ho iniziato a cercare gente, location. Io l'ho fatto per gioco, ho fatto recitare tutte persone di Custonaci, gente che facevano camionisti, cavatori, gente che lavava nelle campagne, le prendevo apposta secondo perché noi in medicina si chiama maschera, secondo la maschera che avevano io le prendevo, anche gente con la barba, senza barba, con i capelli lunghi, insomma. E ho cercato di iniziare
Ma la cosa più grave è stata che poi quando io ho cominciato a cercare persone sono iniziate alcune critiche, gente che non mi condivideva, gente che le mogli di queste persone gli dicevano ma ci sono soldi, ma io dicevo a tutte che non davo niente a nessuno, era una sfida con me stesso per poter arrivare a finire questo film. E comunque grazie a queste persone che mi criticavano io mi venivo la grinta di più di iniziare a fare film. E poi l'ho finito, l'ho fatto vedere nelle piazze a Custonaci, al Purgatorio, eccetera eccetera. È stato trasmesso in televisione, poi in una televisione privata anche a Trapani, a RDC allora, ma voglio anche anticipare, voglio posticipare, scusate, che mi aiutò una persona squisitissima, perché quando io mi trovai con le spalle al muro, che non trovavo più gente, che non trovavo più la gente mi abbandonava, ma non perché magari alcune mogli gli dicevano ma che ci vai a fare? Allora a un certo punto un giorno mi presento a RDC e una mattina non sono andato a lavorare perché mi trovavo con le spalle al muro e siccome avevo spiegato a tutti i miei paesani di fare questo film e io ero convinto, sicuro di riuscirci alla mia maniera, purtroppo non ero regista, non ero un attore, non avevo studiato, secondo la mia fantasia di quello che avevo scritto lo voluto portare avanti. Anche perché le esperienze che ho avuto a Roma, non 100%, però accumulavo tutto, vedevo tante cose, mi sono rimaste proprio nella mia mente. Voglio dirlo, nel 1900, allora ho avuto una mano di un grande giornalista, un amico mio, una persona squisitissima, perché quando sono andato a raccontare che volevo fare qualche intervista, sono andato a RDC e incontro Giacomo Pilate. Giacomo Pilate si incuriosisce di questa storia e incomincia a darmi una mano, ma una mano grandissima, come un fratello veramente, che lo stimo sempre. E quindi dopo avermi fatto tante interviste, le faceva vedere in televisione, lui stesso mi chiamava, non mi lasciò più comunque, grazie a lui io sono riuscito a portare il film avanti, addirittura che nel 1986 mi accompagna a Roma a Canale 5 da Pippo Baudo con una trasmissione che si chiamava Tu come noi. È stato bello perché già cominciò a avere a livello nazionale, io ero entusiasta. Nel 1991 mi porta da Maurizio Costanzo Show, un'altra cosa, un altro evento bellissimo. Nel 1992 uscì il giornale Cowboy di Custonaci, scritto da Giacomo Pilate. È stata un'altra bellissima cosa che la gente di Custonaci hanno cominciato a crederci, hanno cominciato anzi a cercarmi, volevano fare qualche parte. Poi sempre grazie a Giacomo Pilate nel 21/7 del 92 la Gelappa sempre trasmessa di Giacomo Pilate, che è stato un successone. C'era sotto un'ironia, c'era un po' di, ma io me ne fregavo perché io non mi sentivo nessuno. Sono stato per 2 anni e 2 volte alla settimana in televisione con la Gelappa. E poi nel 1993 alle 5 con Gerry Scott a ore 12, sempre accompagnato di Giacomo Pilate. Proprio non mi lasciò più, non mi abbandonò perché si è incuriosito di questa storia e ha voluto portarla fino in fondo fin quando io finivo questo film, e era importante per me. Lì quando sono andato da Gerry Scott giustamente dovevo portare qualcosa, avevo fatto una poesia dedicata a queste persone che mi criticavano, che si intitola Tia che ride. Giustamente una volta che i componenti di quella televisione sapevano già quello che io avevo lasciato, Gerry Scott, incuriosito di questa poesia, l'ha voluto sentire e l'ho detta. Hai sentito a Tia che ride? A Tia che ride io manco di Dio e ne penso le tue nobili smorfiate. Tu dici che sei cristiano, ma io manco ci Dio e manco saccio se siete vattiate. Mi parete tante linee ancapigliate come tante sacche ammarzarate. Io sogno rosso, ma saccio pensare, saccio lo mio tempo come vai a passare. Che se sto film è per del letto mio e Canale 5 si complementava.
persone intelligenti e con tanta di cultura, ma che viene frutto delle modiche si giocano a lato e c'ha le maestette. E un po' scordate, io sogno sempre vito e ora vi saluto in tutta Italia, sogno conosciuto. È stato un successo. Allora, una sera di dicembre, all'inizio del 2008-2009, una telefonata. Io lavoravo a Presepe Vivente, che ci lavoro tutti gli anni, lavoro con l'ACA, vi spiego ai passanti il lavoro che sto facendo. E quindi mi arriva una telefonata dicendomi: sono Rosario Nere, sono un regista e vorrei incontrarla. E io gli ho detto: sì, sono a Presepe. Dice: no, io non posso venire perché sono fuori di Trapani, però lo voglio incontrare. Io ho detto: faccia lei, quando vuole mi viene a trovare a Custonaci. Nel 2009 questa telefonata del maestro Rosario Nere, ma nel 2010 un incontro con Rosario Nere che mi chiama dicendomi che c'era un produttore impegnato per questa situazione, per il film Quattro ogni a malo passo, ma volevano fare un seguito. E io a un certo punto mi sembrava che mi stesse scherzando, però a un certo punto mi dice: guarda, ti presento pure il produttore. E io ho capito che si trattava di una cosa vera. Ho detto di sì, con piacere, perché no? E allora sono venuti qui, sono stati circa 5 giorni, ho fatto vedere tutte le location dove io avevo già fatto a Malapasso, e successivamente nel 2018 nasce il film Colomba Legge. È stata una cosa bellissima, una cosa veramente che mi ha portato tanta gioia, tanto successo. Non ho mai modi di poter ringraziare a Maurizio Macellone e a Rosario Nere, perché le ritengo due fratelle mie, mi vogliono bene, anch'io lo voglio bene, ci sentiamo spesso. E quindi poi c'è stata anche la conferenza stampa, poi siamo stati prima del film, prima dall'Ecchino, siamo stati a Palermo con Gigio Mazzullo, e c'è stata un'altra cosa bellissima, 5 critici che ci hanno portato in giro. Di solito i critici danno massate agli attori, ai registi, anche guardando la sceneggiatura nel film, loro contentissimi di questa cosa, e quindi più di questo cosa posso chiedere alla vita, a Dio? Grazie a tutti. E anche al mio Signore Dio che mi ha portato questo regalo, e grazie sempre a Maurizio Macellone e a Rosario. Questi signori attori di Roma e qualcuno di fuori Roma, io non mi ricordo il nome, è come Monica Levando, Mario Del Grande e Tone Saccinella, che hanno lavorato spesso con i film di Bud Spencer e Terence, lo chiamavano Gerità, continuavano a chiamarlo Gerità. Loro con barbe lunghe facevano i mormoni, un signore, un capitano, voleva toglierci le terre perché lui praticamente lì Bud Spencer e Terence li hanno poi aiutato. Ma queste signore che hanno saputo del film Quattro ogni a malo passo e hanno saputo dell'altra storia, e c'era mia figlia che lavorava, prendeva contatti al telefono, hanno voluto venire per vedere questo film, questo personaggio Vito Colomba che sta facendo un altro film. E sono contentissimo, ogni tanto mi scrivono, mi chiedono, mi telefonano. Per me è una cosa bellissima incontrare gente di alto livello, perché mio papà mi diceva sempre: frequenta quello, è meglio di te e faccia le sue. Il cinema è sempre stata la mia più grande passione, e se non lo pratico non sto nemmeno in pace con me stesso. L'essenza dei miei giorni, pensare e sognare ad occhi aperti, inventare e creare una storia che sia fantasia o realtà, per me il cinema è cultura. Un film realizzato ci lascia dei messaggi e ci permette di creare unione con la società. Voglio fare un suggerimento ai giovani d'oggi e futuri: praticate questo mondo, il cinema, perché vi rende unici, e non solo, vi fa rivivere emozioni uniche, allontanando anche dalla malavita in generale. E un giorno, tra generazione e generazione, la nostra anima rivivrà sempre sugli schermi delle nostre case, e tutti ci potranno ricordare con un bel sorriso sui loro visi. Un consiglio di Vito Colomba in Colomba Legge. Ciao a tutti. Cari amici, chiudiamo questa intervista. Abbiamo conosciuto meglio Vito Colomba, il padre del western siciliano, e chiudiamo questa intervista con queste sue bellissime
parole, soprattutto rivolto ai giovani. Effettivamente non ha torto, il mondo del cinema, il mondo della cinematografia è davvero un mondo che affascina, quindi consiglio anch'io personalmente, da poco mi sono anch'io affacciato a questo mondo e davvero mi attrae giorno dopo giorno e giorno dopo giorno imparo sempre qualcosa di più. Io vi saluto, cari amici, grazie per l'attenzione e grazie soprattutto per seguire così numerosi le trasmissioni di TVBN. Visitate il sito della web tv www.tvbn.it e visitate lo store per sostenere la web tv. Potete acquistare qualche articolo promozionale che vi piace dentro lo store www.bnshop.it. Vi saluto e vi ringrazio.